Continua a tenere banco l'argomento differenziata che ad Agrigento sembra destinato a rimanere il tema principale per i noti motivi legati alla confusione che avvolge le menti di chi dovrebbe emanare disposizioni chiare e soprattutto definitive, senza cioè modificarle un giorno sì e l'altro pure. Ieri si è tornato a parlare di multe nei confronti dei cittadini con l'assessore Nello Amel, che è stato chiaro nel definire le sanzioni inopportune. L'assessore all'ecologia l'ha detto in Consiglio Comunale, sollecitato dai consiglieri chiamati a votare una mozione del Movimento 5 Stelle. Sempre l'assessore Amel nei giorni scorsi, dalla sua pagina Facebook, ha scritto del problema spazzamento creato dalla mancanza di personale. Aspettiamo, ha scritto l'assessore, di concludere il rinnovo della convenzione con i ragazzi delle comunità richiedenti asilo. Persone, ha sottolineato, eccezionali e grandi lavoratori. Ci sarebbe poi, ha concluso Nello Amel, un accordo con l'amministrazione penitenziaria e tra non molto dovrebbero partire i cantieri di servizio finalizzati alla pulizia della città. Sembra interessante anche quanto scritto dall'assessore comunale di Agrigento sull'uso delle spazzatrici di ultima generazione. Sarebbe questo sicuramente un passo avanti di grande rilievo, visto che i mezzi altrove vengono usati soprattutto nelle aree adibite a mercati. Andati via i mercatisti, entrano in azione le spazzatrici, ma non ad Agrigento, almeno finora, e speriamo davvero che si possa iniziare come annunciato dall'amministratore comunale, perché assieme alla differenziata anche questo dell'uso delle spazzatrici è segno di civiltà e progresso.